Quinta Arcoveggio, cavalli di 4 anni al via. Sulla distanza del miglio sono 6, 1 Atlantide, 2 Abbagual, 3 Ademir di Ruggi, 4 Olovost, 5 Alba dei Greppi, 6 Azteco dei Greppi, favori per Abbagual in chiusura, numero 2 Roberto Vecchione. Olovost, l'alternativa principale, macchina che accelera. Veloci inizialmente sono Ademir di Ruggi e Olovost che lottano per il comando con Numero Ademir di 1 Ruggi in corda. Atlantide Olovost sbaglia squalificato. Ademir di Ruggi e Olovost può sfilare in meno di 200 metri. Numero Seconda 3 posizione Ademir di per Ruggi Abbagual. squalificato. Più indietro gli altri cappeggiati da Alba dei Greppi. Va subito all'esterno Abbagual, va e ottiene strada da parte di Olovost. E quindi i primi 400 metri di gara con la favorita che è passata in testa, 29,2. Olovost in seconda posizione, si trascina Alba dei Greppi che cerca di ricucire il gap e ora tenta di andare direttamente in schiena a Olovost. Intanto i 600 iniziali completati in 45,1, all'esterno avanza Azteco dei Greppi. Azteco progredisce, avvicina Abbagual dopo 700 metri di gara, mentre alla corda rimane Olovost seguito da Alba dei Greppi. Out anche Atlantide. Intanto 1 minuto e 4 decimi il passaggio alle 800 con Abbagual leader nei confronti di Azteco dei Greppi che insiste al suo esterno. La corda rimane Olovost seguito da Alba dei Greppi. Il chilometro è percorso in 1:15 e 4. Insiste Azteco dei Greppi all'esterno di Abbagual che allunga. A contatto dei due Olovost, poi in coda rimane Alba dei Greppi. Intanto 14,5 il parziale con il quale Abbagual replica l'affondo di Azteco dei Greppi. Lungo la corda c'è sempre Olovost, poi Alba dei Greppi. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Abbagual che può accelerare. Alla corda c'è Olovost, all'esterno ancora Azteco dei Greppi, Abbagual che allunga nel finale. Azteco dei Greppi però si fa minaccioso sul traguardo. Abbagual conserva ancora qualcosa su Azteco dei Greppi, molto coraggioso, 29 la chiusa, 1:13,9 il ragguaglio conclusivo. La vince però Abbagual che ottiene strada in meno di 400 metri da Olovost, poi controlla sul percorso il generosissimo tentativo di Azteco dei Greppi che si impegna praticamente tutta strada scoperta all'esterno e sul traguardo avvicina sensibilmente Abbagual che comunque non rischia mai di perdere e conserva una testa di vantaggio sul traguardo, più indietro al terzo Olovost. Successo quindi per la favorita Abbagual, Roberto Vecchione in salchi, il training di Enrico Fiaschi, la quota di 1,59 al totalizzatore.